piano. Ma chi si sono lì? Cosa subiti? Ma il treno è una cosa più grossa che Questa diciamo che è la scenografia che è dietro, Sicilio Scialò. La appoggiamo qui sul tavolino. Tavolino. Eccoci, questo è che ti piaceva a te? Peppina di Bernal, la grande, avanti a capo. Allora Giuseppe, io e il maestro Peppino di Bernardo abbiamo pensato di portarti questo. Oggi ci portato un caffè, abbiamo portato la torta e champagne, il caramello pure, e io guarda qua. Pure l'asta. Questa qua la tengo da oggi. Nessuno se ne accorge. Noi abbiamo. Posso passare? Noi abbiamo 25 minuti di tempo. Sì. Io prego agli artisti. No, perché diciamo mangiamo allora, io prego agli artisti Tutti quanti, di venire qui, apriamo lo champagne insieme. Dai, facciamo il taglio della torta. no, questo lo facciamo dopo. Non lo volete Perché fare? no, prima della chiusura. Sì, questa la siamo. Noi siamo attenti a questo lavoro. Ma devo buttare giù la roba. No, io voglio dire, mettete un attimo che faccio. Allora, un attimo, prego. Io ho un attimo sistemare, ma ciao. No, questo non si mangia. Allora, vediamo cosa Vai, stasera, vieni a me, dottore. Sei un grande dottore. Facciamo un applauso a Salvatore. No, non ci questo lo metti qua. Guarda che tavolino preparato, guarda. Cioè, oggi veramente siamo. Guardate il capo. Abbiamo preparato. Ci buttato il caffè. Abbiamo buttato il caramello. Ci buttato a champagne. E noi dobbiamo un attimo attendere perché ci sarà un altro artista che ti vuole fare chiaro. E sta arrivando perché ha trovato il costume, cioè tu quando ha partito un altro, ma noi abbiamo optato su questo perché tu sei il mostro della televisione. Non far passare molto tempo, se no si fa più di la torta che ma festeggiare. Però aspettiamo che sta arrivando quest'artista, va bene? Va bene, Ho fatto il mio. Cosa facciamo? Mica roba? Sì, io lascio stare. rimanete a nord qua. Sì. Rimanete in studio che mo la telecamera a me che già dice una cosa. Ci vediamo tra poco. Va bene. Ok, ci siamo mangiato. Ok. Allora, sapete che nell'ambito dello spettacolo a volte succedono tante cose, ma la cosa più bella è l'amore per il pubblico, l'amore per il popolo, l'amore per i grandi dello spettacolo, della commedia, dell'arte. E uno di questi grandi era Sua Maestà Mario Mero. Noi facciamo un applauso alla grande Mario Mero. Mario Mero è stato un personaggio che ha fatto quasi 50 anni di spettacolo, esportando lo spettacolo di Napoli in tutto il mondo. E voglio dire che è stato un grande personaggio, solo chi non l'ha conosciuto non può dire la sua grandezza. Io voglio ricordare che dal 4 all'8 gennaio al Teatro Trianon di Napoli ci sarà il ritorno della sceneggiata Francesco Merola in Zappatore, quindi invito a tutti ad andare a vedere Zappatore dal 4 all'8 gennaio perché ci sarà la sceneggiata, quella formata Merola, Francesco Merola al Teatro Trianon di Napoli, che noi facciamo un applauso, salutiamo tutta la famiglia Merola e ci sarà un grande spettacolo dal titolo Zappatore. Poi io guardando giù, se la regia che abbassa un attimo le luci, volevo dire, c'era una poesia del grande Dodò che faceva così, messa fuori così, la passione mia è nei rose, soltanto il rosa rosso, sto giorno per amico, sto giorno mi riceve tanta cosa, ma non mi rende mai, è privato, che ha stevanato giorno con te, forza per gelosia, pensando che io veramente mi scordavo presso e mi innamoravo di te, e come infatti, ovvero, a così è stato, appena l'hai visto, ma sono innamorato. Ciò stai signori, giusto un eccola qui, questa era una grande poesia di Totò che poi è diventata canzone, l'hanno musicata, è diventata canzone e l'hanno musicata ai più grandi. Noi in questa trasmissione, volete sapere la cosa bella qual è? Che teniamo pure i gobbi, cioè noi siamo come prima di Funabile, veramente seriali. Io farei un applauso a questo personaggio, perché
a Salvatore che pongo un number one. Poi farei un applauso a Antonio di Genova e Pasquale che non c'è stato. Un applauso al grande Pasquale che ho rivisto questa sera e mi fa estremamente piacere perché ha avuto un piccolo intervento, però sta benissimo, in ottima forma. Io voglio bene veramente perché io e Pasquale, da quando hanno aperto lui e Antonio questa TV, siamo qui, sono passati 3 anni e questa torta e questo compleanno l'ho voluto fare qua perché mi hanno accolto come se fosse casa mia. Vengo qui, faccio tutto quello che voglio e quindi un applauso, grazie a prima di Napoli. Che bello, va bello la cosa, è proprio bello, mamma mia guarda. Stasera number one, ma che torta? Chi l'ha fatta? Possiamo dire chi l'ha fatta? Si l'ha fatta? Mamma. Non mi venire. Se voglio mangiare la tua faccia così la porto nel cuore. Allora faccio i grazie a chi l'ha fatta, sarebbe mia suocera che l'ha fatta, la signora Verde, noi la salutiamo. Salutiamo a tutti gli amici che ovviamente sono in partnership con noi, che sono Antonio Ferrieri, Cuore di Sfogliatella, eccetera, la libreria. Ancora andiamo avanti per dire che qui abbiamo anche il Gobbi, come dicevo prima, un altro partnership è anche il nostro Ciro Shalom, non solo un altro partnership è Ottalattis, se dimentico Carlo Emporio del negozio ha fatto i mostri, i palloni dei mostri della TV, grazie veramente a tutti coloro che nel piccolo e nel grande partecipano con noi, grazie, vi vogliamo bene veramente.